Benvenuti al momento critico, il grande cinema raccontato ai neofiti grazie alle sagge parole del nostro critico cinematografico Vianeo da Mestre. Sì, però quanti paroloni, mamma mia, neofita, tira fuori. Cocco, manco arroganza, dai. Era per fare una presentazione così, insomma. Sì, dai, oggi dai. va di moda tornare al cinema a vedere i film, i grandi classici del passato in versione restaurata. Voglio chiedere le informazioni su 3 film per capire se vale la pena andarli a vedere oppure no. Allora, iniziamo dal primo, Effetto Notte di François Truffaut. Ma a metà film sono da via. Non le è piaciuto? No, ho pagato 7 euro il biglietto, 39 euro e popcorn, quei piccoli. 39 euro? Ecco, ti ha capito? Mi pare un po' eccessivo. Bravo, ti ha capito perché io chiamo Truffaut. Mi truffò 46 euro sto film. Sì, va bene. Ok, non credo fosse quello il senso, però andiamo avanti col secondo film che è Assassinio sull'Oriente Express. Trama. Non l'ho visto. Non è andato al cinema? No. Non si passa il treno, c'era sciopero di macchinisti, mi non ho visto passare sto treno. Non credo Ho sia... aspettato anche tanto, ma non si passa, amore. Scusi, lei doveva... Ma che film la vedere? Aspettando che coppa qualcuno guarda il binario. Io guarda che sei sassiti, i listini del legno, amore. Non si passa il treno, non si passa. Sì, allora andiamo al terzo film che è un grandissimo classico ed è King Kong. Trama. Ma storia banale di una scimmia che si innamora di una bella femmina. Ma perché banale, scusi? Si piene di belle femmine che va in giro con un simiotto che ora pensa di essere un gorilla e invece siete i macachi. Detta così c'è del vero. Va bene, grazie al nostro critico Vianeo da Mestre e alla prossima puntata del Momento Critico. Sì, che comunque voglio dire King Kong se veramente un filmetto, mamma mia, io che avrei fatto diverso, sa. Perché? Cioè, c'è la storia di una scimmia che ciappa una bionda. E lei come l'avrebbe fatto? Mi so, Astemio, mi con la bionda ciappa una scimmia.